Amici del futsal, ben ritrovati da parte di Pietro Mazzara. Le immagini vi arrivano dal Palacicogna, casa della Kame Treviso. Questa è Kame contro Active Network, una partita che ha un doppio sapore per entrambe le squadre. La Kame viene dalla bruttissima sconfitta di venerdì scorso contro la L84 al Palaleni di Torino. L'Active Network invece ha battuto per 5-1 la Fortitudo Pomezia nel suo esordio casalingo in questa Serie A 2025-2026, targata quinto. È il secondo è uno dei due posticipi, quello di oggi, insieme alla gara della Fortitudo Pomezia che si giocherà alle ore 18. Sono due squadre che devono cercare punti importanti, punti pesanti per la loro classifica. È vero, siamo già alla seconda giornata, ma i biglietti da visita che hanno presentato alcune delle principali formazioni che fanno parte di questa Serie A sono state molto importanti. Ricordiamo anche la tagliola ampia per quanto concerne le retrocessioni, che saranno ben 4 quest'anno, vista la riforma del campionato che dalla prossima stagione sarà a 14 squadre. L'Active Network è reduce appunto dalla bella vittoria contro la Fortitudo Pomezia, squadra che ha sempre dimostrato di poter essere solida e di certo una squadra importante. La Kame è una grande realtà del futsal italiano, ha saputo lavorare molto bene sul territorio, anche nel mercato ha preso giocatori di zona, come vengono detti alcuni di loro. In particolar modo oggi riusciremo a vedere in campo Geremia Bui, arrivato dalla Mestre Fenice in estate, che contro l'L84 non c'era poiché impegnato nell'Europeo Under 19 con la nazionale allenata da Vanni Pedrini. Squadre che sono pronte. Sarà la Kame Treviso in completa tenuta bianca a muovere il primo pallone da destra verso sinistra dal nostro e vostro punto di osservazione. Tutto pronto con Capitan Giapa Vieira pronto a far rotolare il primo pallone del match. Si aspetta soltanto il segnale di avvio da parte del primo arbitro, che è il signor Colombo di Modena. Il secondo è Copat di Pordenone. Al crono c'è Agosto di Rovigo. Partiti, divertiamoci con Kame Treviso Active Network. Giapa chiama Sutton subito a calciare verso la porta di Tiago Perez. Partita forte la Kame Treviso con Azzoni, giocata a 3 con Sutton e Giapa. Ancora la Kame che gestisce il primo giro palla, va da Azzoni, fronteggiato da Block che lo accompagna fino all'uscita. Il possesso sarà in favore della Kame. Sutton sul punto di battuta. Azzoni il sinistro, poi Murato, palla che arriva nella zona di Lorenzo Pietrangelo, che si accontenta della rimessa laterale. Avanza la Kame, l'imbucata forte, recupera il pallone però l'Active Network con questa giocata sul secondo palo. L'ha sbloccata subito la formazione ospite. 19-10 sul cronometro, 1-0 dell'Active Network, che con l'assist di Amans ha trovato la via del gol con il gol di Block. Rivediamo tutto. Gran palla sul secondo palo e Block porta subito in vantaggio l'Active Network. 50 secondi sul cronometro e avanti la formazione ospite, che riparte adesso subito forte. Si fa vedere Cesaroni. Che inizio dell'Active Network, 2-0 dopo un minuto sul cronometro. È partita fortissima la squadra di Monsignori. Altro avvio shock della Kame dopo quello di settimana scorsa contro l'L84. Rivediamo, ripartenza, guida Block, Cesaroni, sinistro, 2-0.
E subito time out chiamato da Silvio Rocha. Inizio di gara folle della Kame Treviso, l'Active subito avanti 2-0, Silvio Rocha a lavorare sulla testa, tanto la regia ci fa rivedere l'assist di Amans per Bloch che fa 1-0 e poi ancora Bloch a guidare. Cesaroni non può chiedere di meglio che aprire il mancino. 2-0, si riparte. Un minuto effettivo, esattamente come a Torino. La Kame prende non uno ma 2 gol nel corso del primo minuto di gioco. Vediamo come reagisce adesso la squadra di Silvio Rocha, che va al sinistro. Qui la conclusione che non trova i pali di Thiago Perez da parte di Enrico Donin. Non poteva chiedere inizio migliore invece ai suoi ragazzi Massimiliano Monsignori. Adesso però la Kame recupera il pallone, ha cercato Giappa di servire in area Donin, spazzato via la difesa dell'Active, che adesso inevitabilmente dovrà reggere l'urto del ritorno della Kame. Qui Thiago Perez in tranquillità, poi alza il pallone che viene gestito da Cesaroni, che se ne va. Donin si prende la laterale sparando il pallone addosso a Paolo Cesaroni. E riparte allora adesso la Kame. Sutton cerca l'isolamento, lo aspetta Cesaroni, gioca con Giappa all'indietro, però è una Kame che fa fatica, fa molta fatica a pensare, a mettere insieme 3 passaggi in questo avvio veramente shock. Allora Thiago Perez riallarga il gioco su Pina. Ancora Thiago Perez in posizione di power play, adesso l'Active con il gioco nella metà campo della Kame. Ancora Thiago Perez manda in angolo il pallone, Pietrangelo in scivolata. Anzi Fior, scusate. Riparte l'Active con Cesaroni che ha provato a imbucare. Sarà ancora possesso per la formazione di Viterbo. Ha provato la rubata qui Sutton, che si deve accontentare della rimessa laterale. Giappa Vieira portato su terre difensive. Ancora il movimento da parte della Kame con Sutton. Donin pressato forte, deve allontanare il pallone regalando il possesso all'Active. Inquadrato Giappa Vieira. Cesaroni, sarà rimessa laterale ancora per l'Active. Torna Thiago Perez sull'accenno di pressione da parte della Kame. Bloch reclamava il pallone Pina, non riesce a passare, però ancora l'Active che può tornare da Thiago Perez, che spara il pallone. Lo può controllare Fior, scelto da
Silvio Rocia al posto di Lorenzo Pietrangelo. Azzoni per Sutton. Non trova però nessuna connessione con compagni in maglia bianca. Thiago Perez al rilancio lungo. Ancora una volta Fior a controllare il pallone. Kame che ha bisogno di un episodio che possa svoltare, un avvio terrificante. Vediamo se prova a trovarlo adesso. Invece non c'è connessione ulteriormente, non si intendono i giocatori in maglia bianca. E allora Cesaroni può andare alla rimessa laterale, chiama l'uscita dalla pressione con il gioco a 3 con Thiago Perez. Pina, verticale per Bloch, ancora Pina che riallarga su Cesaroni. Non è preciso il passaggio. Nakame che per ora non punge, e allora l'Active può pensare di andare ancora verso lidi offensivi con questa triangolazione tra Pina e Cesaroni, che non ha portato però alla conclusione in porta. Fior a riattivare Azzoni. Fior qui deve tenere in gioco il pallone, deve stare anche attento ai 4 secondi. Sutton gli si presenta Cesaroni a contendergli il pallone, rilancio lungo dove Thiago Perez può tranquillamente controllare. Cesaroni a giocare basso block, verticalizzazione che però non porta a nulla da parte dell'Active. 14:41 sul cronometro, già rimesso in gioco il pallone. Kame Treviso 0, Active Network 2. I gol di Bloch e Cesaroni hanno stappato la partita in un primo minuto tremendo per la Kame, che adesso butta nella mischia anche Matteo Gargantini, lui che è l'alter ego di Giappa Vieira là davanti. Sicuramente non è l'inizio di partita, non è la partita che Silvio Rocia si sarebbe aspettato da parte dei suoi. È entrato anche Antoniazzi, lo vedete in basso al teleschermo, la maglia numero 3, è arrivato nel mercato estivo, assente settimana scorsa dalle rotazioni contro l'L84. Sutton prova a trovare la sua giocata classica. Sutton calcia! Thiago Perez presente. Qui rivediamo il destro di Sutton che trova pronto Thiago Perez. È stato anche Degan nell'Active Network. Rotazioni corte da una parte e dall'altra. Giocata su Sutton che cerca Gargantini, che va a lottare. Esce l'Active solo per un momento dalla zona calda. Allora Sutton per Antoniazzi, chiamata fallosa. Cerchiamo di capire. Decisione di Copat di Pordenone, laterale con il tocco corto che genera un angolo a favore della Kame. Sutton scucchia il pallone verso Antoniazzi, Thiago Perez e poi Gargantini di testa
non riesce a schiacciare forte. Thiago Perez ha rilanciato già il pallone dall'altra parte. Segnali di reazione da parte della Kame. E vediamo qui la doppia conclusione da parte della formazione di casa, prima con Antoniazzi e poi con Gargantini. Curry sul punto di battuta, prova a passare De Gan sul corto, fermato. Giocata di Gargantini che non passa. Antoniazzi, e allora è ancora la Kame con Sutton a dover allontanare il pallone. C'è un fischio arbitrale. Inquadrato il primo arbitro, Colombo di Modena. Silvio Rocia va a catechizzare anche Castaldello. Laterale per l'Active Network. Pallone imbucato. Altra occasione per gli ospiti vicini al 3-0. Quadrato Block, che ha segnato il gol del vantaggio dell'Active, mettendo Fior. Sutton cerca Gargantini, a contatto con Curry. Calcio di punizione per la Kame da posizione molto interessante. E giallo anche per Curry. Finisce sul taccuino dei cattivi. Il capitano dell'Active Network, tra le proteste anche dei compagni. Non ha avuto dubbi Copat. Prova a farsi sentire il Palacicogna a ritmo di tambori. Dunque punizione per la Kame Treviso. Travisto André Ferreira sul punto di battuta. Vediamo, sembra lui o Antoniazzi. Potrebbero anche lavorare per Giampaviere. Imbucata! Che occasione per Sutton! Ed esulta giustamente Thiago Perez. Che occasione per la Kame. E super intervento del portiere dell'Active. Ancora la Kame che adesso prova a reagire. Attenzione però alla Kame che è scoperta. Curry! Il 3-0 dell'Active Network che colpisce in contropiede. Peppe Curry, 12:46, 0-3 al Palacicogna. Rivediamo tutto. È scappata forte l'Active, blocca, ha guardato Curry che fa secco Pietrangelo. E Fior, scusate. 0-3. 12 gol presi dalla Kame in meno di 2 partite. Arriva in doppia cifra per quanto riguarda i primi tempi, perché a Torino era finita 7-0. Qui Gargantini sfonda su Curry. Fallo a carico della Kame. Block. Adesso si diverte anche un po' il 21, autore di un gol e 2 assist. Thiago Perez imbuca il pallone. Curry. Alzato il campanile. De Gan spostato da Castaldello che prova a far correre l'azione della Kame. Non ci riesce. E allora di nuovo l'Active. Cercato in angolo Block, che si accontenta della rimessa laterale saggiamente. 12:05 ancora da giocare al termine del primo tempo. Kame 0, Active Network 3. Va sul punto di battuta Mario Salamone, che dopo i 2 scudetti e la Supercoppa vinta con la Meta Catania ha trovato casa a Viterbo. Ha saltato la prima giornata di campionato. Scucchiato il pallone per il destro al volo da parte di Block. Fior con lo sguardo a pregare che il pallone non fosse nello specchio della porta. Era andato in spaccata, ha colpito molto bene Block e Curry non ci è arrivato per poco.
Gastaldello cerca di alimentare l'azione André Ferreira. Tacco bene per Gastaldello, che ha cercato l'entrata di prima nel cono centrale. Si lamenta anche un po' Gargantini. L'anno scorso 15 gol in campionato con la maglia albinomita di Petrarca, poi il triennale firmato con la Kame Treviso. Thiago Perez, Curri, gestione del pallone da parte dell'Active. Fior, Gastaldello, avanza Gargantini, prova a sfondare, non ci riesce. Gastaldello ancora per Gargantini, che cerca di girarsi. Thiago Perez, palla rilancio lungo, non ci può arrivare Degan. Dunque si ripartirà con il possesso per la Kame Treviso. Cercano di darsi animo in panchina i giocatori di Silvio Rocha. André Ferreira, angolo per la Kame, con André Ferreira che si incarica della battuta. Tanto ci scusiamo per qualche lag. La conclusione, la grande occasione della Kame con Antoniazzi, che ha liberato il mancino. Gargantini fare un cenno d'intesa con Fior. L'Active però torna sulle zone offensive con il fallo guadagnato da Degan. Colombo sicuro della sua chiamata. Rivediamo qui invece l'azione di prima, il sinistro da parte di Antoniazzi. Ancora protesta da parte di Gastaldello, mentre passeggia Silvio Rocha nella, anche ben oltre forse la sua area tecnica, rinquadrato proprio il mister della Kame. Curri sul punto di battuta. Scappa via Curri. La conclusione direttamente verso la porta da parte di Pina, che non trova però i pali di Fior. Sale Thiago Perez. È allargato il gioco a sinistra, il pallone però finisce fuori.
se arriva il fallo. È così il calcio di punizione in favore della Kame. Vediamo la controtransizione della Kame Treviso con Japa Vieira, che però viene fermato. Andrea. Ci scusiamo per i problemi tecnici nella ricezione del segnale. Ovviamente stiamo cercando di risolvere. Ripristinato tutto, rieccoci. Ho avuto un po' di problemi tecnici che speriamo di aver risolto. Intanto il parziale è sempre di 3-0 per l'Active Network, con Fior qui molto bravo, Silvio Rocha che si dispera. Salamone, fischio degli arbitri, dunque sarà possesso per la Kame. Donin, cercato una soluzione verso Japa Vieira. Però sarà possesso ancora per la Kame Treviso, visto in quanto poco fa Azzoni, qui il sinistro fuori, e allora si riparte dopo il tentativo di Giulio Perazzetta, consolato da Castaldello. Tiago Perez, Amans fermato, colpo al volto.
Gioco che si ferma con il numero 6 dell'Active Network che adesso si ristabilisce. Non perde sangue. È stato chiamato il fallo. Allora l'Active che cerca di impostare un nuovo tema offensivo proprio con l'argentino. È allargato il gioco per un tentativo di imbucata centrale, non c'è riuscita l'Active. Allora Azzoni è risalito palla al piede fino alla tre quarti offensiva, prendendo una laterale all'altezza della panchina di Monsignori. (6 e 19) al termine del primo tempo. 3-0 per l'Active in casa della Kame. Sutton riallarga già Pavieira sulla destra, la conclusione, pallone deviato, angolo. Ci ha riprovato Azzoni. Donin si muove tra le linee, giocato fuori per Azzoni che calcia Thiago Perez, non perfetto, ancora il pallone che resta lì e poi la pulisce proprio Thiago Perez. Fior, rilancio lungo, sembrava quasi volesse calciare in porta verso i pali di Thiago Perez. Adesso viene chiamato per la rimessa in gioco. Uno sguardo lungo, uno dei giocatori più longevi con la maglia dell'Active, che negli anni passati ha preferito così sacrificare uno slot per gli stranieri. Qui tanto block, fa 4-0 con una grande azione personale. 0-5 e 36 sul cronometro. 4-0 dell'Active, ma che gol di block. Vediamo qui destro violento di block che ha fatto tutto da solo e batte ancora Fior. 4-0 per l'Active. Sta coronando un primo tempo scintillante, notte fonda in casa Kame, con adesso ancora block che mette nel mirino la porta di Fior, andando da solo proprio Fior in uscita a mettere il pallone in fallo laterale. Gargantini con grande spirito di sacrificio aveva rincorso block per tutto il campo. Inquadrato Fior, laterale per l'Active con tentativo di Degan di passare. Gargantini mette il corpo, non è mai facile togliergli il pallone, tant'è che porta a casa anche il fallo Matteo Gargantini. Intanto problemi per Fior. Ristabilito il portiere, che però poi cede il suo posto in campo ad André Ferreira. Dunque portiere di movimento per la Kame, che si gioca la carta del 5 contro 4 per cercare di trovare quell'episodio, quel gol che potrebbe riaccendere la sua partita. Per ora la luce non si è minimamente vista e il parziale lo sta dimostrando. Abbiamo anche il conteggio dei falli, 5-3 a carico della Kame, quindi al prossimo ci sarebbe tiro libero per l'Active, ma è iniziata la danza del portiere di movimento.
Sutton, André Ferreira in angolo da Giappa, ancora André, Sutton riallarga. Giro palla perimetrale da parte della Kame che vuole muovere la difesa dell'Active Network e Thiago Perez a dire di no a André Ferreira che riscodella il pallone fuori, ovviamente per riposizionare il 3-2. Sutton, Giappa, Donin, pallone un po' così così, e poi la conclusione che non trova la porta. Attenzione che quella della Kame è sguarnita, ma il possesso è ancora in favore della squadra di casa. Sutton riorganizza lui, André Ferreira, uno sguardo verso Giappa, in angolo alto la giocata della Kame che riorganizza ancora per Sutton, orienta su Giappa Vieira. Sutton prova a muovere ancora sul lato destro offensivo la Kame, ovviamente per lavorare con i mancini. André Ferreira, Sutton posizionato male con il corpo, lo pressa forte Salamone, ancora la Kame che gestisce perimetralmente, cerca un varco. André Ferreira torna da Antoniazzi, si spostano anche le pedine di Silvio Rocha sul campo per mischiare un po' le carte, ed eccolo qua il gol del 4-1 della Kame Treviso. 4-1 con il gol di Donin a 3:20 alla fine del primo tempo. Gira che rigira, lo spazio è stato trovato, Donin riesce a bucare Thiago Perez. 3:20 al termine del primo tempo. La Kame toglie lo 0 dal tabellino e prova una scalata verso l'Active che comunque nei minuti fin qui giocati ha legittimato la sua superiorità con un 4-0 netto. Adesso il gol di Donin, riparte la danza del portiere in movimento, anche se Salamone vuole pressare alto per rallentare l'avanzata di Antoniazzi. Sutton, ricevuto André Ferreira, Antoniazzi, Sutton, vediamo si riorienta su Donin, fermato con la laterale in favore dell'Active Network. Vorrebbe giocare subito la formazione ospite. Coppat va a ridarguire Donin. Nuovo possesso per la Kame con Fior che accompagna il pallone e corre vicino alla zona del cambio per consentire adesso ad André Ferreira di rientrare. Solita predisposizione da parte della Kame, vediamo come si sistemano. Sutton, André, con la coda dell'occhio ha visto Giappa, poi rincomincia a costruire la Kame. André Ferreira, Sutton, Antoniazzi, anzi Donin, la finta, calcia! Era sbucato Giappa Vieira, vediamo Thiago Perez che vuole andare lungo per la porta. Salamone, pallone che forse era finito fuori. Invece è finito alto. Fior, sarà lui a rimettere in gioco il pallone. Grande giocata di Giappa Vieira che era passato su Curry. Uno scontro tra capitani. Rimessa laterale per la Kame che rimette dentro il portiere di movimento, sempre André Ferreira. 1:58 al termine della prima frazione di gioco. Kame 1, Active 4 al Palacicogna. André Ferreira, Sutton, giocata ancora in angolo, bucata da André Ferreira. E dunque Monsignori chiama time out a 1:45 al termine del primo tempo.
fine del tempo tecnico di sospensione chiamato da Monsignori per spezzare un po' il ritmo della Kame con il portiere di movimento, anche se questo credo che sarà un tema predominante nel corso della partita, perché è inevitabile che Silvio Rocha voglia evitare la sconfitta e soprattutto cercare di mettere sotto pressione l'Active. Il gol di Donin certamente ha ridato un po' di ossigeno alla Kame, ma l'Active ha dimostrato di essere ampiamente in partita fisicamente e mentalmente. Qui non si trovano però Pina e Salamone. Donin, Antoniazzi. Fior vorrebbe scappare verso la panchina, è rimasta forte la pressione da parte dell'Active, che tiene il possesso con Gabriel Pina. Prima linea per Gargantini. Mattias Ezequiel Amans per Thiago Perez, che rilancia lungo. Fior la smanaccia sul tentativo di decollo da parte di Salamone, che si prende l'angolo, anzi no, ha cercato la furbata l'ex Meta Catania e CDM, e allora Fior, rilancio del pallone lungo verso Giappa Vieira, vorrebbero il fallo, il sinistro, il gol vincente da parte di Sutton. 2-4, è tornata in partita la Kame Treviso con il destro vincente del suo numero 10. Attenzione, no, perché Colombo ha fischiato fallo. Rivediamo tutto. Chiamato probabilmente un fallo di mano. Spiegazione di Copat. Sicuramente il gol è annullato, con Giappa Vieira che si lamenta. Rivediamo tutto. Controllo, ma queste sono le immagini, a voi il giudizio. E tra l'altro qui Fior, bravo, è stato chiamato allora un gioco pericoloso perché non è stato accumulato il sesto fallo ai danni della Kame. Dunque forse l'entrata, la giocata di Giappa Vieira, cercheremo di capire l'interpretazione degli arbitri, che ha privato la Kame del gol del 2-4, che dunque tiene l'Active con 3 reti di vantaggio. Tornato fuori Gargantini. Sutton per Antoniazzi, però non riesce a connettersi con Donin. Allora Gabriel Pina sul punto di battuta, rimane alta la pressione della Kame. 49 secondi al termine del primo tempo. Certo, questo è un episodio che può impattare su quello che è il risultato e l'andamento della partita, perché la Kame sotto di 2 probabilmente sarebbe rimasta ancora più agganciata all'Active Network. Antoniazzi, Andre Ferreira, Sutton, Antoniazzi. Cucitura del gioco è sempre su quella linea lì. Sutton che detta i tempi, ha carezzato l'idea di liberare il destro. Ancora Sutton, André Sutton, ancora per Andre Ferreira, in angolo da Giappa Vieira, la disputa fuori da Sutton, riallarga sulla destra, pallone imbucato da Antoniazzi. Maglie però dell'Active a fare da muro. Andre Ferreira libera il destro, suona la sirena, fischia 2 volte Colombo. Finisce così il primo tempo alla Pala Cicogna. Kame Treviso 1, Active Network 4. Un primo quarto d'ora effettivo da parte dell'Active a dir poco devastante, dove è riuscito di tutto e di più alla squadra dell'inquadrato Massimiliano Monsignori.
Silvio Rocha molto pensieroso. Certo, il gol che è stato tolto a Sutton per un gioco pericoloso avrebbe potuto dare un manforte alla Kame. Noi ci fermiamo per l'intervallo e poi ci ritroviamo per il secondo tempo di Kame Treviso Active Network.
Tutto pronto per il secondo tempo di Kame Treviso contro Active Network. Con l'Active che muoverà il primo pallone da destra verso sinistra. Ricordiamo il parziale del primo tempo: Kame 1, Active 4. Ovviamente, sicuramente la squadra di Silvio Rocha dovrà uscire più concentrata e più determinata dagli spogliatoi. Thiago Perez, avanza lui. Pina cerca di orientare dall'altra parte il gioco. Voleva una giocata più rapida Monsignori, infatti non l'ha presa benissimo l'allenatore dell'Active. Sempre Thiago Perez che va al rilancio lungo, fermato da Antoniazzi che prova a passare. La Kame perde subito il possesso. Allora Gabriel Pina cerca di andare forte in verticale da block l'Active Network. Sguardo verso la panchina, infatti è tornato il portiere di movimento per la Kame, Antoniazzi. Lo farà Donin. Sutton a dettare il ritmo della danza. Giappa Vieira. Sutton pressato forte da Pina. André Ferreira a tenere vivo il pallone. Attenzione qui all'Active che vuole andare direttamente per la porta. Fermato però il tentativo viterbese da parte di Sutton. Gioca tra le linee Giappa Vieira per portare una variazione sul tema. Sutton Donin di tocco per Antoniazzi. Risale da Donin che dà uno sguardo al posizionamento dei compagni. Sutton, ancora André. Sutton prova a caricare il lato forte. Thiago Perez si può trovare pronto. Riparte ancora la Kame con Sutton. Antoniazzi. Sutton cerca la rotazione, poi rivada Giancarlo Antoniazzi. Sutton per André in angolo da Giappa. Lo aspetta Thiago Perez a fare densità. Ancora il pallone fuori. Altra occasione che non trova la via del gol con il tentativo di André Ferreira. Prepariamoci a lunghi periodi con il portiere di movimento da parte della Kame. E l'Active invece dovrà inevitabilmente difendere forte. Questa invece è l'azione di prima con il destro di André Ferreira, doppio. Sul primo è bravo Thiago Perez, sul secondo avrebbe potuto cercare di orientare un po' meglio la conclusione André Ferreira. Ancora possesso con il portiere di movimento. Sutton, Antoniazzi, pressato forte da Salamoni, gli scipra il pallone, la porta è vuota ma c'è la grandissima chiusura da parte di André Ferreira. Torna tra i pali Fior, laterale per l'Active. Bravo Fior che va al rilancio lungo. Va giù un giocatore dell'Active, il possesso ancora in favore della Kame con Giappa che viene fermato. Ancora possesso per la Kame. Adesso incominciano a essere diverse le occasioni create dalla formazione di Silvio Rocha. Antoniazzi per Giappa Vieira, pallone sotto la suola da parte di André Ferreira. Sutton, Antoniazzi torna da Sutton, alza le mani, probabilmente a chiamare lo schema. Vediamo se caricheranno un lato o meno. Si muove Antoniazzi che pisa. Donin, pallone dentro. Thiago Perez ancora. A colloquio Thiago Perez con Colombo. Preso un colpo in faccia dal pallone. Sutton. Antoniazzi con il tacco per Donin
che calcia forte, dritto per dritto, c'è stata anche deviazione. Nuovo possesso per la Kame, non ci è arrivato già Vieira, lo rivediamo. Sutton, pisata di Tognazzi, fiondata di Donin. A colloquio Salamone con Colombo. Gli dice ti tengo d'occhio, state calmi. 16:45 ancora da giocare. Partita in maniera decisamente diversa la Kame, anche perché peggio di quello che avevamo visto nel primo tempo non poteva fare. André Silva, già Vieira non trova la porta con la giocata di prima, il capitano della Kame che poi corre al cambio. Vediamo anche le contromosse di Monsignori che ha richiamato fuori Salamone Curri. Pina, block, pressa forte Castaldello, esce bene l'Active con la giocata 3, viene fatto correre Pina che sterza, fermato, la rimessa è in favore della Kame e allora fuori i giocatori difensivi, dentro quelli per il portiere di movimento. Sono sempre i soliti 5. Sutton, Antoniazzi, attenzione Donin, calcia Thiago Perez, ostruito, calcio di punizione in favore dell'Active. Rimasto giù Thiago Perez, rivediamo, qui prende palla André Ferreira di grande esperienza, gli ha schermato sia la possibilità di far ripartire veloce i compagni verso l'area di rigore della Kame, sia l'ipotetica fase di calcio. Chiede anche l'intervento dello spazzolone adesso Thiago Perez che vuole recuperare con calma. Ancora grazie alla regia ci fa rivedere la situazione di poco fa. Ostruzione netta di André Ferreira, dritto sul portiere dell'Active. Arriva lo spazzolone. Si sta giocando anche Fortitudo Pomezia Sporting Sala Consilina, che potete seguire sempre qui sul canale YouTube della Divisione. Ragazzi che ci state seguendo, iscrivetevi, cliccate iscriviti al canale della Divisione, per voi è un qualcosa di totalmente gratuito, per noi è un supporto molto molto importante. Mettete like, generate hype ai video degli highlights che carichiamo puntualmente sul canale YouTube della Divisione, la casa del futsal italiano. Gargantini, palla sotto la suola, scherma la situazione, ancora Gargantini, raddoppiato, Pina con qualche colpo, riesce a passare Gargantini che poi fa partire un vero e proprio cross che taglia tutta l'area di rigore dell'Active. Dicevo che si sta giocando Fortitudo Pomezia Sporting Sala Consilina 1-1, Tiaghigno e Pablo Vidal in gol al Palavinium. Prova a uscire l'Active Network, la Kame recupera il pallone, ovviamente deve creare la situazione per poter rimettere il portiere in movimento. Fior riaccomoda il pallone tra le mani di Thiago Perez, rimane in pressione forte Gargantini, sale anche Azzoni che viene saltato però dalla giocata di Amans. Possesso per la Kame e allora di nuovo dentro i 5 del portiere. Antoniazzi prende la mira e c'è il gol del 4-2. Giappa Vieira, 15-11, torna sotto la Kame. Rivediamo qui, posizionata male l'Active. Antoniazzi ha lo spazio per il tiro, spaziature sbagliate. Giappa Vieira da lì non sbaglia mai. E allora accorcia le distanze la Kame.
2-4. La pressione era stata decisamente forte all'inizio di questo secondo tempo. Colombo va a richiamare Japa Vieira, interviene anche Silvio Rocha, ha visto qualcosa che non gli è piaciuto il primo arbitro di questa sera. Allora si riparte al Palacicogna, Gastaldello in pressione fortissima su Thiago Perez che alza il campanile, Fior la chiama, rimette in gioco il pallone, ma anche l'Active adesso vuole provare a risalire con la pressione e infatti riconquista palla con block. Pina, Gastaldello col fallo, arrivato dritto per dritto l'ex Olimpia Rovereto, una spinta abbastanza evidente. Momento psicologico della partita che sta girando a favore della Kame. L'Active sta reggendo, ma gli errori di spaziatura di poco fa nella difesa del portiere in movimento sicuramente non avranno fatto piacere a Massimiliano Monsignori, perché Antoniazzi è arrivato con troppa facilità a calciare con il sinistro sul secondo palo, saltate le marcature e i posizionamenti. Japa Vieira si è trovato con un pallone impossibile da sbagliare per uno come lui. Pina lo aspetta Gastaldello che commette fallo e arriva anche il giallo per Gastaldello. Danza di Gabriel Pina, contatto falloso da parte di Gastaldello. Ancora colloqui da parte del primo arbitro con Mario Salamone. Dentro De Gan, tornerà in campo anche il giocatore in maglia 28 con Pina che è rimasto a terra dopo il colpo preso da Gastaldello. Forse sbattuto la testa Gabriel Pina. L'anno scorso ha iniziato la stagione alla Meta Catania, poi è passato alla Sandra Abate Avellino. Attenzione all'Active che prova a farsi rivedere nella zona di Fior, non ci riesce e allora continua la pressione. Tasto on sulla pressione per la Kame con il portiere di movimento ancora. Sutton prende la mira, calcia verso la porta di Thiago Perez, ha trovato la deviazione angolo per la Kame che ovviamente andrà a rigiocarlo fuori, anche se Antoniazzi prova a farsi vedere per il tiro che viene schermato. Però Sutton, Donin, ancora Sutton, si alza Salamone che incomincia a ballare, vuole dare fastidio, lato lato che passa, Donin però si dimentica il pallone. E allora rimessa laterale in favore dell'Active che opererà le sostituzioni. Tra poco Salamone, Amans, Thiago Perez spara via l'oggetto del mestiere, l'oggetto del gioco. E dunque di nuovo giostra del portiere di movimento. Antoniazzi, c'è ancora spazio, calcia lui col destro, Thiago Perez a dire di no. Sutton, André Ferreira ancora per Sutton, sempre Antoniazzi sta soffrendo su quel lato lì l'Active, passa il pallone che passa, Thiago Perez lo arpiona, Salamone stava pensando di andare per la porta, poi va da Curry, toccato, calcio di punizione in favore dell'Active Network e giallo per André Ferreira. Amans, Salamone,
Amans prestato forte dai Gargantini, si torna dall'argentino che non riesce a far correre Mario Salamone con precisione. Con calma, con pazienza, la Kame, quello che sta predicando Silvio Rocha, anche perché il cronometro dice 12:51. Sutton per André Ferreira, torna da Sutton, Giappa sempre in angolo, André Ferreira forte, pallone che resta ancora lì, vogliono farlo su Thiago Perez, gioco fermo, fallo a favore dell'Active. Rivediamo tutto con Donin che era arrivato in sforbiciata, poi Giappa chiamato fallo su Thiago Perez. L'Active sta incominciando a scricchiolare in maniera importante sulla gestione difensiva del portiere di movimento. Presenze femminili anche in tribuna. Prova a farsi sentire il pubblico di casa. Ha capito che l'Active sta soffrendo. Non riesce più a fare 2 passaggi di fila la formazione ospite. Questa brava la Kame a sporcare il tentativo di uscita. Curry, Fior riaccomoda a Sutton che aspetta. Antoniazzi se ne va, Antoniazzi in slalom speciale. E poi però è arrivata la lettura di Cesaroni. Donin in angolo da Antoniazzi, torna da Donin, Sutton, Antoniazzi, Sutton, André Ferreira. Torna il pallone tra i 10 della Kame. Antoniazzi, Sutton, Andrea ancora per Antoniazzi che lavora tra le linee. Giappa prova a muoversi, Giappa anzi Teo Gargantini era rimasto in capo lui, ha fatto perno. 11:33, l'ha riaperta la Kame con il primo gol di Matteo Gargantini. Rivediamo tutto, tiene a distanza Curry, si gira, fa piede perno, botta terrificante, 3-4. Time out chiamato da Monsignori, questa è la panchina invece della Kame, con Silvio Rocha che continua a dare indicazioni. Questa invece è quella dell'Active, anche qui Monsignori probabilmente deve lavorare sulla testa dei suoi giocatori, che nel secondo tempo hanno fatto una fatica tremenda. Fare quello che gli è riuscito tutto nel primo tempo. Nel secondo tempo, complice anche la costante del portiere di movimento da parte della Kame, non è riuscita l'Active a correre in transizione, a cercare di trovare soluzioni interessanti. Difendere per così tanto tempo il portiere di movimento non è mai un esercizio semplice, anzi è esame estremamente complicato. La Kame ha trovato 2 gol nel secondo tempo con la superiorità numerica, anche quello di Donin era arrivato con il portiere di movimento. Adesso vediamo se Silvio Rocha continuerà con questo estremismo o se invece se la giocherà in 4 pari. Per ora rimane in parità numerica. Antoniazzi non riesce a fermare la controtransizione da parte dell'Active. Block aspetta la sopravanzata da parte di Amans, che però è costretto a regalare il possesso alla Kame. Alza la pressione Pina,
Antoniazzi con una ruleta a rimettere il mirino sulla metà campo. Attenzione, imbucata per Giapa Vieira, che ha cercato una magia spalle alla porta per cogliere impreparato Thiago Perez. La traiettoria però è andata alta. Ancora la Kame, che adesso ha altro mordente. Provato a breccare qui Sutton senza trovare però i pali di Thiago Perez. 10:49 al termine. Kame 3, Active Network 4. Partita dalle tante emozioni. Alzata in parallela verso block. Azzoni non riesce a tenere in gioco il pallone. Rimessa laterale in favore dell'Active Network, con Silvio Rocha che adesso è tornato costantemente al 4 contro 4. Salamone, scivolato Cesaroni, block, passa, block, bloccato. Rivediamo tutto. È riuscito a passare qui block, il destro, e Fior, molto bravo. Cesaroni vuole un fallo di mano, non viene ravvisato perché in scivolamento Sutton non ha allargato l'alettone volontariamente. Amans va giù sul contatto con Gargantini, concesso vantaggio. Thiago Perez alza il pallone ancora. Amans che salta, Bui. Amans! Il gol del 5-3 dell'Active Network con la puntata di Martin Ezequiel Amans. 10-14, di nuovo più 2. Andiamo qui, sinistro sul primo palo. Francamente Fior mi sembra colpevole. E dunque si riparte con il portiere di movimento per la Kame, che aveva accarezzato l'idea di avvicinare il pareggio, invece si ritrova di nuovo costretto a rincorrere. Sutton libera il destro, poi una deviazione che non c'è. Vediamo tutto. Sutton sposta a tempo e spazio, calcia. Qualche dubbio rimane. Thiago Perez. Cesaroni non riesce a tenere in campo il pallone. Eterno anche Paolino Cesaroni. Riparte la Kame con Antoniazzi, pressato forte. Sutton gli scippano il pallone, occhio che la porta è vuota. Active che sembra essere tornata in partita dopo il gol del 4-3 momentaneo da parte di Gargantini. Salamone per Thiago Perez, che rilancia direttamente addosso alla panchina di Silvio Rocha. Si riparte col portiere di movimento. 9:34 al termine della partita, più 2 per l'Active. Sempre Sutton si orienta a destra, si cercano di caricare nuovamente a sinistra il lato forte. Giappa viene a lavorare dentro. André Ferreira per Sutton. Antoniazzi. Sutton, André da Giappa in angolo, ha cercato la chiusura del triangolo ampio con Donin che stava attaccando il cuore della di rigore. Rimessa laterale in favore della Kame. Ancora Sutton a giocare sempre da quel lato. Thiago Perez, bravo. Sempre possesso per la Kame. Antoniazzi lo aspetta Salamone. Palla in prima linea anche Cesaroni, che vuole schermare quel passaggio che tanto male sta facendo all'Active. Antoniazzi
colpito. Salamone, Sutton a difendere la laterale e evitare che Salamone possa arrivare sul pallone. Ancora Sutton che libera il sinistro. Thiago Perez va a recuperare il pallone. Sibilato fuori, il sinistro del 10. Salamone fa correre Curry, giocata a 2 con Block. Ancora Curry, torna da Block, fermato, siamo già dall'altra parte con Sutton, fermato dall'intervento di Salamone. Cartellino giallo per Mario Salamone. Questo è il replay, intervento da dietro. Dunque punizione per la Kame, si è giocato il giallo Salamone. Il computo dei falli a carico della Kame. È entrato anche lo spazzolone. Punto di battuta c'è Antoniazzi, che ovviamente sceglierà che cosa fare dopo sarà uscito lo spazzolone. Thiago Perez sembra quasi voler accettare il tiro. Antoniazzi gioca corto su Sutton, pensa un attimo al tiro. Qui c'è ancora la manovra alla Kame. Antoniazzi prova a spezzare il ritmo, pallone in area di rigore da Giapa che la rioffre ad Antoniazzi. Thiago Perez Amans, apertura panoramica che però finisce fuori. Possesso per la Kame con Salamone che si alza in prima linea, cercare di rallentare il tentativo d'assalto della Kame. Antoniazzi, 7:40, ancora da giocare. Sutton, Antoniazzi, ancora Sutton che finta di calciare. Antoniazzi sinistro, Amans gli si era frapposto, ma il possesso sarà dell'Active. La continua partita a scacchi. Amans con l'esternino lungo, finisce fuori. Indicibili navette per Bui, Gargantini e Fior. Sono quelli che corrono praticamente in panchina quando si deve riattivare il portiere di movimento. Antoniazzi finta di andare col destro, Sutton di tocco, ancora ad André Ferreira, giocata a 2, André calcia, Murato, un po' difficoltosa qui l'uscita da parte della Kame, pallone che finisce fuori. A 7 minuti dalla fine, gioco fermo, è rimasto giù Salamone. Antoniazzi non ci sta, Silvio Rocha lo va a calmare. Non è d'accordo il numero 5 della Kame sulla chiamata di Colombo di interrompere il gioco, perché c'è Mario Salamone a terra. Compina che continua a mettersi ghiaccio sulla testa, evidentemente il bernoccolo si è fatto sentire dello scontro precedente. Salamone giù, gli toccano il ginocchio. Questa è una carrellata da parte della nostra regia, guidata da Italo Morao. Ginocchio sinistro, problema per Mario Salamone. Ne è passato anche del ghiaccio. Allora ne approfitta Silvio Rocha per fare un time out aggiuntivo. Esce, abbraccia Mario Salamone,
questa non è di certo una bella notizia per l'Active Network e per Massimiliano Monsignori, anche perché Salamone faceva parte del quartetto difensivo del portiere di movimento. Arriva anche Tato Block a cercare di rincuorare un po' l'ex Meta Catania. Riparte la Kame e riparte col portiere di movimento. Qui la giocata sul corto, il pallone che si alza sopra la traversa, palla cambia André Ferreira, anche lui tante navette così come Giapa. Sempre in campo invece Sutton. Antoniazzi prova a sgasare Cesaroni, va da Curri, idea per Block che cerca di andare nella zona dell'angolo, accompagnato all'uscita da Bui. Angolo, si è rimessa laterale per l'Active con il sinistro da parte di Curri, sulla giocata corta da parte di Gabriel Pena. Giapa all'indietro per Antoniazzi, lo aspetta Block, pressione alta dell'Active. Si riposizionano i giocatori di Silvio Rocha. Antoniazzi, ancora il pallone che resta lì, grande parata di Thiago Perez. Nuovo assalto da parte della Kame. Cesaroni balla in prima linea. Sutton si è spostato adesso qui sulla destra. Vediamo se è questa la correzione tattica con Antoniazzi in cabina di regia. Libera il sinistro, pallone alto. Vediamo tutto. Sinistro di Antoniazzi. Non è che resta lì Giapa ed è miracoloso Thiago Perez. Sei minuti togli alla fine della partita. Block. Fior a recuperare il pallone. Un momento di caos tecnico ed emotivo. Gargantini lotta. Il fallo è di Pina ai suoi danni. Aveva preso posizione Matteo Gargantini. 5:38. Torna in panchina il 96. Scuola Milano Calcio a 5. Le esperienze anche dell'84. Poche settimane. La CDM che all'epoca era sotto l'egida della Sampdoria Futsal. Antoniazzi in angolo, giocata a 2 con Sutton. Ancora Antoniazzi, vuole lui in cabina di regia Silvio Rocha. Sutton, ancora per Antoniazzi, supera il cerchio di centrocampo. Sutton, Antoniazzi, e allarga per Giapa. Serie di passaggi fitti dell'Active, della Kame, scusate, con il tentativo di Donin di entrare nuovamente dentro l'area di rigore. Enrico Donin sa fare molto bene quel movimento, dare un grande fastidio alle difese che si abbassano tanto a fare densità. Lui è bravo a trovare lo spazio qui. Conclusione ancora una volta da parte di Sutton che finisce fuori. Thiago Perez, rilancio lungo, attenzione, bravissimo Fior. Bravissimo Fior a dire di no a Cesaroni, che poi scodella il pallone verso Curri. Amans fermato con il fallo, calcio di punizione in favore dell'Active Network. 4:51.
Attenzione a Colombo, che ha il giallo in mano per Gastaldello. Del secondo giallo ed è rosso. Espulso Gastaldello. No, André Ferreira. Sembrava indirizzato a Gastaldello. Espulso André Ferreira. Sembrava che fosse indirizzato a Gastaldello perché proprio faccia a faccia con Colombo, l'espulsione di André Ferreira con Silvio Roccia, che probabilmente ha ritirato anche il tagliando del time out. Quindi perde un uomo per il portiere di movimento Silvio Roccia. Ovviamente non c'è inferiorità numerica in campo perché l'espulsione è arrivata dalla panchina. Pina. Scivola Curri, poi riesce a recuperare il pallone e evitare l'arrivo di Gargantini. Anzi sì, ha portato in campo André Ferreira. Quindi Kame, chiedo scusa, in inferiorità numerica per 2 minuti. Vediamo come la gestisce l'Active. Che passa sui piedi di Pina. Probabilmente andrà a calciare allo scadere dei 2 minuti l'Active Network. Qui però la Kame che prova a correre verso la porta di Thiago Perez. Molto bravo a fermare il tentativo di Sutton, che poi scodella il pallone cercando le doti aeree e atletiche di Teo Gargantini. C'è Bui, tornato dall'Europeo Under 19, a dare un po' di fiato. Pina, palla in angolo. Salamone prova l'imbucata, ancora giocata su Salamone dentro l'area di rigore, prova a lavorare l'Active, escono quelli della Kame, fallo. Arriva il giallo anche per Paolo Cesaroni. Rivediamo tutto. Ha cercato di lavorare lui da pivot. Si riparte nuovamente con una laterale per l'Active Network. Kame che sta facendo passare il primo minuto dell'inferiorità numerica. L'espulsione registrata a 4,51. Giapavira in prima linea, sporca all'esterno di Curri che è un po' pigro. Salamone che si è ristabilito totalmente dalla botta al ginocchio. Riavanza il capitano dell'Active, torna da Mario Salamone che danza con il suo classico movimento ancheggiante. Salamone per Curri, balla Giapa, palla sulla banda di destra, lavorata dentro l'area di rigore, riesce a resistere la Kame che non prende fallo sul contatto generato da Pina, che adesso viene scippato del pallone da Giapa Vieira. Contatto falloso, calcio di punizione in favore della Kame. Che dunque ha resistito all'inferiorità numerica senza prendere gol. Rimette il portiere adesso Silvio Roccia. Antoniazzi, Sutton li orienta a sinistra su Giapa, ancora Sutton, libera il destro, Thiago Perez presente, ancora Donin,
all'indietro per Sutton. Palla lavorata in angolo, rimessa però nella disponibilità di Antoniazzi che scivola. Salamone prova ad aggredirlo per portargli via il pallone, pressione individuale di Salamone. Donin deve alzare questo pallone che Antoniazzi deve andare a recuperare addirittura vicino all'angolo sinistro della propria metà campo. Siamo scesi sotto i 2 minuti effettivi di gioco. Kame 3, Active Network 5. Sutton, Thiago Perez ancora con le manone in volo, lo rivediamo, sinistro, bellissimo la parata di Thiago Perez. Donin traversa e poi Antoniazzi non trova la deviazione. Diamants, rivediamo tutto. Torniamo live con Salamone che non riesce a tenere il possesso. 1:44, ultime curve di questa partita, con la Kame alla disperata ricerca del gol del 4-5 che potrebbe riaprire nuovamente la partita. Antoniazzi, Sutton finta, poi riallarga, gli viene restituito il pallone. Ancora il 10 a imbucare. Che occasione enorme per Donin. Thiago Perez allontana lui. Si riparte, rivediamo tutto adesso. L'occasionissima per Donin. Time out. Sarà probabilmente l'ultima sospensione tecnica della partita, con Silvio Rocha che va a parlare nuovamente con tutti i suoi ragazzi per orchestrare quelli che possono essere al massimo, visto il tempo a disposizione, forse 3 tiri se la Kame dovesse recuperare rapidamente il pallone. Dall'altra parte Monsignori ad architettare la fase difensiva. E Rocha che sta parlando con Sutton, Giappa e Gargantini. Probabilmente è quest'ultimo che è il destinatario o deve fare una giocata. Anche Donin abbiamo visto essere importante con i suoi inserimenti. Antoniazzi aveva trovato il grimaldello per scardinare il 2-2 dell'Active Network in fase difensiva, aggredendo un po' quelle zone marcate male da Mario Salamone. Poi Monsignori ha sistemato un pochino di più alcune spaziature dei suoi uomini. Prima linea sempre con Cesaroni e Salamone. Sutton, Antoniazzi da Donin, Thiago Perez ancora presente. Donin si prende l'angolo. Antoniazzi vuole liberare il sinistro. Giappa Vieira. Sutton, Gargantini di muro. Ancora per Sutton. Pallone alto con deviazione. Possesso ancora per la Kame. 58 secondi alla fine. Donin ancora da Sutton, libera il sinistro, la sponda poi di testa proprio di Sutton che è arrivato sul rimbalzo, anticipando anche Gargantini, e questo è ossigeno puro per l'Active Network, con Thiago Perez che trova Salamone con una grande giocata. Salamone fermato, riesce a uscire la Kame e allora Giappa testa bassa per provare a risalire la corrente e guadagnare centimetri sul parquet. Passa Giappa, non c'è contatto e allora ultimi 34 secondi che incominciano ad assumere un sapore dolcissimo per l'Active Network. Thiago Perez
Salamone, Giappa ancora a lottare, arriva anche Gargantini su Pina, prova a sfondare Gargantini, arriva il fischio di Colombo, calcio di punizione in favore della Kame, che adesso sì che deve affrettare i tempi, e arriva anche il quinto fallo da parte dell'Active. Protesta da parte di Pina, che non ha gradito forse il contatto con Matteo Gargantini. Antoniazzi sul punto di battuta, colloquio con Colombo. Giocata sul lato per Giappa Vieira, che prova a girarsi a sportellate con Cesaroni. La porta è lontana, la dell'Active, che poi va a prendersi anche il possesso con Thiago Perez. Rinvio a Neve, ultimi 7 secondi che dividono l'Active Network dalla seconda vittoria consecutiva in questo campionato, mentre la Kame, dopo il 9-1 di venerdì scorso contro la L84, cade anche al Palacicogna. A posto così, l'Active Network batte 5-3 la Kame Treviso nel primo dei 2 posticipi della seconda giornata di campionato. In camera altri 3 punti molto importanti e pesanti, perché è arrivati in una trasferta mai facile. Bravissima la squadra di Massimiliano Monsignori a ricacciare indietro la Kame nel momento in cui la squadra di casa stava risalendo la corrente. Invece, per quanto concerne la formazione trevigiana, è assolutamente da rivedere l'approccio alle partite e i primi tempi, che sono assolutamente sanguinosi, perché il parziale ci dice che la Kame ha preso 11 gol in 40 minuti giocati nei primi tempi, 7 a Torino, 4 questa sera. Poi il gol decisivo che ha tenuto le distanze da parte di Amans ha rispedito a -2 la Kame, che non ha più trovato poi la via della rete, anche grazie alle parate del solito ottimo Thiago Perez. Dal Palacicogna è tutto, grazie per essere rimasti con noi, il saluto da parte di Pietro Mazzara.